Diversamente da altre città italiane, Padova ha deciso che se saremo in zona gialla apriremo tutto il sistema museale padovano. La zona gialla potrebbe dare nuova linfa ai musei. Saranno infatti riaperti su precisa volontà dell'amministrazione la Cappella degli Scrovegni, il Palazzo della Ragione e la Casa del Petrarca ad Arquà. È una scelta strategica importante perché significa che Padova ha deciso di investire sullo sviluppo culturale. Noi quest'anno, lo sapete, siamo candidati al riconoscimento di patrimonio UNESCO dell'umanità e volevamo dare un segnale a livello internazionale, ma anche ai cittadini di Padova. Tutto il sistema museale sarà aperto con tutte le norme di sicurezza e conseguentemente verranno applicate la riduzione degli ingressi in Cappella degli Scrovegni, il distanziamento, le mascherine, tutto ciò che attiene alla sicurezza del visitatore. Una novità riguarderà i giorni di apertura. La zona gialla implica però la chiusura il sabato e la domenica, abbiamo deciso di aprire anche il lunedì, quindi avremo una settimana museale dal lunedì al venerdì. È una scelta importante, l'anno scorso abbiamo perso circa 1 milione d'euro, siamo convinti che dalla primavera la città si rimetterà in moto e il nostro sistema museale rappresenterà, come sempre storicamente, un grande magnete attrattore per una primavera che ci si augura tutti all'insegna del rilancio della cultura. Penso alle grandi mostre, ai macchiaioli, la stupenda mostra di Goldin, quindi Padova, se ci saranno le condizioni, si rimetterà in moto a partire dalla cultura.